Presto l'area su cui è stato edificato l'Istituto Superiore Rolando da Piazzolla verrà bonificata. La provincia di Padova ha ottenuto dalla regione un contributo di 2 milioni di euro per la messa in sicurezza ambientale dell'area verde del sito scolastico, dove un tempo c'era una fabbrica dove si svolgevano attività chimiche. È uno dei tanti bandi che facciamo per la bonifica dei siti inquinati che ci sono nel Veneto. In questo caso è un sito particolarmente delicato, visto che è un ambito scolastico, e quindi il Comune di Padova si è portato a casa il finanziamento di 2 milioni di euro, che era il massimo ammesso in questo bando. Di bandi così ne abbiamo fatti anche negli anni scorsi e continueremo a farne. Cercheremo di intervenire il più presto possibile. La zona ha dato 2 milioni di euro. La provincia metterà una cifra consistente in modo tale da fare il più presto possibile, però la salute è la cosa più importante. L'indagine sull'area era partita nel 2020, quando il cantiere per l'ampliamento della scuola era stato bloccato perché durante i sondaggi preliminari era stata individuata la presenza di inquinanti nel terreno. Oggi a caratterizzazione avvenuta, l'approvazione dell'analisi dei rischi avvenuta e in fase di redazione del piano intervento, questa somma dà concretezza a qualsiasi azione che adesso verrà decisa proprio dai tecnici, dagli esperti in fase di realizzazione del piano di intervento. Un tempo in quell'area c'era un'azienda che produceva colle, da cui la necessità di bonificare il terreno dagli inquinanti. Un'operazione che non fermerà le attività scolastiche, dato che l'USL 6 ha confermato che il sito non è pericoloso per la salute. Gli enti tecnici che hanno partecipato a tutte le decisioni in merito alla fruibilità della scuola hanno garantito in particolar modo USL sulla possibilità di utilizzo della scuola in sicurezza. Da ultimo anche proprio in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico e sulla base di una relazione dell'USL fondata sul parere del professor Moretto è stata aperta la fruibilità anche degli spazi esterni.